Mi chiamo Paolo Olbi e faccio questo mestiere di stamperia e di legatoria da 60 anni. È la cosa più bella che io avessi potuto scegliere, perché il mio problema era o fare l'impiegato o fare l'artigiano. Siccome ero sempre stato appassionato di libri, perché avere un libro quando ero ragazzo era un patrimonio, e li vedevo sgualciti e ho detto ma perché devo tenere delle cose così brutte? Me le metto a posto e ho imparato piano piano guardando i legatori di libri dalle vetrine cosa facevano e pian piano mi sono appassionato e ho imparato, dopo sono andato a lavorare gratis per un anno da un legatore e ho potuto imparare i rudimenti del mestiere. Mettiti comoda, appoggialo bene così. Che lavoriamo come 100 anni fa. Si fa il disegno, poi si fa la pellicola, si faceva la pellicola, adesso c'è il computer, dalla pellicola si passava ai cliché e dai cliché andavamo in stampa. Questi 4 passaggi coinvolgevano 4 tecnici all'epoca. Adesso il computer fa tutto lui, ma del computer a me sinceramente non interessa proprio niente. Di qua. Sì. Sono uno dei pochi legatori che ha la tipografia, mentre generalmente è il tipografo che ha la legatoria. Abbiamo invertito un po' i ruoli. Perché abbiamo la tipografia? Perché lavoriamo come 100 anni fa. E allora dar valore al libro che dopo devo rilegare o devo pensare, solo con caratteri mobili, un bel testo importante, buoni disegnatori, bei cliché, riesco a fare dei lavori eccelsi. Ecco. Perciò mi rivolgo ai giovani come idea. Non lasciate perdere i mestieri artistici, soprattutto a Venezia, perché solo a Venezia c'è bisogno, Venezia, Firenze e altre città d'arte, di giovani che sostituiscano i vecchi e che abbiano il mestiere nelle mani. Tira bene, ma no così. Come vado a spiegarti che quando tiri un filo devi andare da quella parte, se mi tiri così puoi danneggiare la carta. Chiaro? Allora, rientra e finisce il passaggio. Mancano come non ci sono più, non ne abbiamo più in Mannuzio. Allora io vorrei far capire ai giovani che in Mannuzio possono essere loro, se fanno il libro come lo faceva lui. Questo è, non è un fatto di tempo e di tecnica, ma è un fatto di buon gusto e di capacità di lavoro. Da parecchi anni ho l'ambizione di ridisegnare i palazzi di Canagrande. Ho cominciato circa 30 anni fa, quando i palazzi erano talmente impregnati di polvere, di colore, di nero, di fumo, erano super inquinati i marmi, molte parti dei palazzi non si potevano vedere le decorazioni. Allora noi abbiamo pensato di fare delle fotografie più ampie del formato che noi disegnavamo. Eravamo arrivati a fare una serie di foto in modo che anche il particolare più piccolo si poteva vedere bene. Si lavorava su una dimensione di foto a 1,70 m. Da là abbiamo ricavato i disegni fatti a penna, a tratto, con degli amici artisti e penso che abbiamo fatto un bel lavoro perché seguendo l'idea del Moro che lo fa nel 1835 abbiamo pensato di rifarlo trovando però una Venezia diversa perché il palazzo è rimasto quello che era ma le case vicino hanno avuto un mutamento che il Moro non poteva vedere, noi sì, perciò siamo alternativi al Moro, come tecnica siamo là. Noi abbiamo addirittura cercato di migliorarla e abbiamo però rifatto la Venezia di adesso con una tecnica che usava anche lui, che è quella del pennino e del tratto a penna. Ecco. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro perché per fare questo lavoro bisogna essere in 4 esperti di lavoro, il disegnatore, il fotografo perché mi dava la pellicola che adesso non si usa più, e
dalla pellicola i cliché, che era o in magnesio o in zinco, e dall'altro, avendo questo materiale qua, passavamo al torchio, che è quello che facciamo adesso. Adesso abbiamo saltato 2 fasi, quello della pellicola e dell'acetatura, perché lo fanno col computer, lo fanno evidentemente con altri sistemi. Otteniamo lo stesso effetto, perché viene sempre fuori un lavoro d'arte, non è una roba fatta col computer, ma è ancora un lavoro molto manuale. Bisogna saper usare bene il torchio e usare bene la penna per disegnare. Bene, adesso questo lo facciamo asciugare, dopodiché metteremo l'indossatura. Benissimo. Niente, tutta la mia vita, non sono tanto vecchia, però insomma ho 30 anni e da quando sono al liceo, anche prima da bambina, mi è sempre piaciuta l'arte e tutto quello che ha a che fare con il libro proprio. Scegli il mestiere che non ti pesa, che ti piace, perché a me il mio mestiere non mi è mai pesato. Faccio 10 ore ancora adesso di lavoro e quando esco di qua sono più contento di quando sono entrato. Ma vedo solo Paolo come si è mantenuto in forma, a 82 anni sembra che ne abbia 50. Fare un lavoro che non è staccato dalla tua vita, cioè che dici ho finito di lavorare vado a fare altro, ma commissionarlo, come si dice? Una commistione di vita e lavoro, insomma, è bello che uno, cioè sarebbe il mio sogno, certo. E poi lo metto sotto pressa. Sì. Libro finito, finita la legatura. E Gli artisti scelgono di venire qui a lavorare perché trovano sicuramente un ambiente molto bello anche dal punto di vista architettonico, per cui piacevole da frequentare. Hanno trovato sicuramente in mio padre un interlocutore adesso questo lo puoi tagliare, Adriano, perché l'artista non deve conoscere la tecnica, non è tenuto a conoscere la tecnica e saperla applicare. Per questo entra in gioco appunto lo stampatore quale tecnico e padrone, tra virgolette, della tecnica, che è in grado di
trasferire quella che è l'opera dell'artista in quella che è l'opera grafica, per cui di fare questo passaggio tra l'originale dell'artista e il prodotto stampato, che non deve essere una riproduzione di quello che è stato fatto dall'artista, ma deve essere una trasformazione nel linguaggio della grafica di quello che è il pensiero dell'artista. Ok. Poi posiziono il mio foglio. Un po' rovescia, ma Questo è un laboratorio aperto, per cui il pubblico può quotidianamente entrare a vedere le opere, può acquistarle ovviamente, e è aperto anche per vedere nei momenti in cui si lavora come si lavora e qual è il processo di lavoro. Sì, questo appunto vuole essere uno spazio aperto alla città e aperto ad iniziative non strettamente legate solo alla produzione di serigrafie. Per questo cerchiamo di organizzare dei piccoli eventi, quali delle presentazioni, degli incontri con gli artisti, delle serate dedicate alla lettura o dedicate alla musica. Questi eventi servono appunto per creare un po' di confidenza con il luogo, per creare un momento di incontro tra persone che magari non si conoscono, non sono, come dire, avvezze un po' anche all'ambiente, a queste frequentazioni, ma vuole essere proprio un punto per creare confidenza con queste cose, con l'arte, con la serigrafia. poi prendo qui, lavaggio. Passo uno studio di comunicazione, mi occupavo prettamente di artefatti digitali, di realtà virtuale, realtà immersiva, quindi soprattutto fotografia, video, illustrazione a 360 gradi, e che per varie vicissitudini ha chiuso. E quindi mi sono trovata a reinventarmi dopo una decina d'anni di attività. Prospettive ampie. Prospettive, non lo so, non ne ho idea. Adesso è una domanda molto difficile. Allora, non nego che io mi sono trovata molto bene qui, sto imparando, ogni minuto imparo qualcosa di nuovo, e quindi è sempre una cosa molto stimolante. E mi piacerebbe, sì, continuare a collaborare con Giampaolo.
Questo serve a togliere il grasso Dalla lastra. C'erano dei tipografi che buttavano via dei caratteri e noi li abbiamo recuperati. Di conseguenza abbiamo dovuto cedere alla tentazione e abbiamo cominciato a comprare delle macchine di conseguenza. Cioè, partendo con un carattere di legno siamo arrivati a produrre questa forma di bottega. Tanto con Asia c'è per esempio la tipografia tipo in caratteri mobili, come è stato presentato ultimamente anche nel Padiglione Venezia, alla Biennale, ha a che fare proprio con una struttura che è conseguente alla determinazione di un accostamento con una cosa o un'altra che ne produce un'altra ancora. I caratteri mobili sono forme fisiche che messe insieme producono un concetto. Il computer ha più o meno la stessa funzione. Se uno capisse questo, potrebbe mettere a frutto tutte queste potenzialità. Basterebbe leggerla, basterebbe capire che un certo tipo di carta, il formato della carta, il filo, tutte queste cose hanno una ragione d'essere perché hanno prodotto nella storia delle materie che ancora oggi sono fruibili anche dal punto di vista fisico, soprattutto dal punto di vista tecnico-fisico. Il conoscitore va a guardare queste cose ed è disposto a pagare molti soldi se queste cose sono fatte esattamente come devono essere fatte. Di conseguenza ci vogliono dei conoscitori e allora quelli che hanno la voglia, la volontà di andare a indagare, basta leggere la storia, potranno essere dei buoni acquirenti ed avere dei prodotti che possono poi essere venduti nel tempo a qualsiasi prezzo perché hanno un loro senso, un loro valore. Sprechiamo delle risorse, per quello dico ci vogliono persone competenti e la competenza si fa partecipa, magari lei diventa una persona competente perché ha visto come funzionano le cose e allora in un certo senso potrebbe consigliare ad altri, cioè lei far da tramite ad altri quando devono fare gli acquisti, dire questo acquisto va bene, questo acquisto no, perché ci sono delle cose in giro, delle finte ma anche a livello eccezionale. Ci sono delle banche che producono degli oggetti costosissimi, a tutti i costi per voler fare una cosa, il falsificato per poter dire anch'io ho partecipato a questa cosa o quell'altra cosa. Ecco, questa cosa qua, allora se i soldi ci sono, spendiamoli bene, non sarebbe costato allo stesso modo farla fare invece da un artigiano, se lei non c'è, invece c'è stato un inglobamento di un interesse e un altro, che ha prodotto, ecco, allora chi è che si prende la responsabilità di questo? Ci vogliono dei responsabili, nomi e cognomi di persone che vengono, che abbiano il compito di scegliere una cosa e l'altra sotto la propria responsabilità e ci sono queste persone, ci sono e non sono critici, non sono storici, non sono così, sono magari delle persone che hanno fatto il lavoro e che possono essere di consulenza, quindi io metterei proprio una consulenza ad alto livello per poter distinguere.
Lavoro finito. Cartiera clandestina nasce per ricerca artistica. Tutto quello che viene prodotto da cartiera clandestina è una ricerca artistica. Io ho incominciato a produrmi la carta proprio perché cercavo un certo tipo di carta. Allora, questo, scusa, questo qua. Ok, appunto è un effetto molto particolare. Noi questa carta la utilizziamo per fare dei quaderni di appunti, o non so, possono anche essere utilizzati come quaderni da schizzi, anche con la matita, perché la carta è molto ruvida, per cui si presta anche molto bene, secondo me, anche e niente, appunto c'è questo discorso del recupero della parola, che altrimenti andava persa, andava al macero. Noi l'abbiamo macerata, però l'abbiamo recuperata. La differenza è questa. Quest'anno abbiamo fatto questa prima edizione, che invece è un libro seminabile. Si può seminare direttamente il libro. Come vedete, il libro è fatto appunto con carta seminabile. Vi ricordo che è una carta fatta con carta riciclata, fatta a mano e stampato in tipografia a caratteri mobili e incisioni su linoleum. Questo è il primo numero, fatto in collaborazione con due artisti, una poetessa, scrittrice, illustratrice e invece un disegnatore, illustratore, che ha fatto le incisioni su linoleum. La poetessa è Marina Girardi, mentre l'artista è Rocco Lombardi. Questa è la prima edizione del Suchende Edizioni. Io da quando ho Riccardo mi sono portato avanti su tutta una serie di lavori che avevo in sospeso perché non avevo tempo di fare da solo. Certo. E allora, quando è arrivato Riccardo, con tutti i limiti che ha Riccardo, perché sono solo 2 mesi e mezzo che lavoro qua, però lui mi ha dato una grande mano a recuperarmi l'arretrato di lavoro, capisci? Allora, se io so che Riccardo me lo posso permettere per un anno perché ho qualcosa che mi permette di sapere che almeno i suoi contributi me li pago, cioè vuol dire che posso pensare di investire un altro anno su Riccardo e dopo vedere cosa succede, perché so che quell'anno io raddoppio il lavoro, raddoppiando il lavoro raddoppio il fatturato e allora forse esce fuori anche il suo stipendio. Tutto quello che produco vendo. Perché? Perché so già che lo venderò tutto. Perché la mia nicchia c'è, però le richieste in più ce le ho sempre, è che non riesco a stare dietro tutto. Il discorso di prima, con Riccardo sono riuscito a recuperare un anno e mezzo di ritardo su certi lavori. Adesso 8 mesi li ho fatti, adesso sono a 6 mesi di arretrato, perché quelle povere persone che però mi conoscono e sanno che non hanno fretta, adesso sto recuperando il lavoro dei 6 mesi fa. Perché? Perché mi sto portando in pari grazie a lui. Proprio perché per me il libro è un progetto complesso che parte da
certo scegliere il titolo, i contenuti, il tipo di carattere o il tipo di scrittura con cui farlo, ma il progetto comincia con il tipo di formato, quale carta, quale tecnica usare per le immagini. Possono essere, perché io non faccio solo stampa, faccio anche acquarello, quindi a volte uso l'acquarello, a volte uso la stampa. La calligrafia può essere scritto completamente a mano oppure con i caratteri mobili, o comunque fatto in serigrafia, come ho avuto altre occasioni di altri libri eseguito in serigrafia, e composto, che vuol dire poi rilegato. Ecco, quindi c'è tutto un processo dall'ideazione, quindi il progetto è complessivo, dall'idea di quello che si vuole comunicare, come si comunica, con quali immagini, con quale forma di scrittura, con quale formato del libro e anche con quale tipo di carta, perché ogni carta ha, diciamo, una sua peculiarità, insomma. Io a volte faccio dei libri in cui ci sono tante carte insieme. Questa invece abbiamo altri due esempi invece di legature chiamate copta. La copta è una legatura antica che veniva utilizzata già nei primissimi libri antichi e che permette l'apertura invece completa del libro. Fatto tutto a filo, non c'è una goccia di colla, ed è anche la copertina è legata a filo al libro, quindi diciamo agli interni, quindi diciamo che qui c'è solo filo, buchi e filo, insomma buchi per far passare il filo. Abbiamo un altro esempio qui, lo stesso, questa è carta fatta a mano e lo stesso qui è stato legata alla copertina e questa invece si sviluppa su dei faldoni piegati in due, mentre la giapponese sono fogli singoli, qui abbiamo il bisogno di piegare in due il foglio. Questo è uno di quelli che ho prodotto ultimamente. Questa carta non la produco io, me la produce un cartaio, però io ho fatto la matrice incisa su cui poi è stata prodotta la carta. Quindi la polpa della carta viene messa su questa matrice dove c'è inciso, dove ci sono queste incisioni. Questi sono dei libretti realizzati da Anita per la Sartoria dei Dogi qui di Venezia. Sono dei libretti che appunto, come vedete, sono stati fatti scritti a mano. Sono sviluppati sempre come la concertina e quindi con uno sviluppo lineare di questo tipo. I disegni sono sempre realizzati da Anita e abbiamo realizzato assieme la copertina che mi ha insegnato a rilegare a tutto il resto e poi è interessante la chiusura, perché con questo nastrino appunto poi si va a chiudere e diventa anche questo un oggetto di rappresentanza per un'azienda importante e di lusso, come può essere appunto la Sartoria dei Dogi in questo caso, che si presenta bene ai propri clienti probabilmente più affezionati. Se dovesse essere proprio. Un quaderno che ho comprato da poco, è un quaderno di terza elementare e ha la spaziatura giusta per lo stile calligrafico copperplate, che è lo stile in corsivo inglese, insomma, perché lo spazio dove si fa il corpo del carattere è un po' più piccolo rispetto alle ascendenti e discendenti. Ma bene, direi. Sì. Allora, nell'ultimo periodo vedo che la calligrafia è stata riscoperta molto e anzi
Da quello che ho visto ci sono anche proprio corsi per adulti che portano a riscoprire la calligrafia proprio perché lo scrivere a mano aiuta a riorganizzare le idee e a svilupparle meglio, e quindi Ci sono degli studi americani sulla scrittura a mano che hanno fatto diversi esperimenti anche sui bambini e anche sugli adulti, ma partendo anche dai bambini, sviluppa la creatività.